calcio, all'indomani della promozione in Lega Pro 1 del Treviso Calcio, il presidente Corvezzo si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Sentiamolo ai nostri microfoni. Presidente, un finale thrilling, ma alla fine è fatta. Il Treviso ha centrato la sua seconda promozione consecutiva, secondo campionato vinto, adesso è prima divisione. Sì, onestamente il terzo, perché anche quello del Cialezza è stato campionato vinto. Comunque, al di là di tutto, abbiamo dimostrato durante l'anno di esserci come squadra, come gruppo, come tutto. Oggi chiaramente tirar fuori dal cilindro quello che sa tirare fuori Tolomino va, diciamo, a favore solo del Treviso, perché Tolomino ce l'ha solo il Treviso. C'erano qua parecchi osservatori che subito sono catapultati a chiederlo. Io ho detto Tolomino da Treviso non si muove, perché ho già messo il piede bloccato con le chiavi buttate via, quindi non si muoverà mai a Treviso. Si pensa già al futuro, quindi a nuovi successi? Sì, beh, sicuramente. Adesso vedremo queste riforme di questa Lega Pro 1 e Pro 2, se ci sarà, se non ci sarà. Però Treviso penso che sia una piazza che meriti veramente una Pro 1 di un certo livello. Noi siamo pronti per fare ancora degli sforzi per essere competitivi anche in Lega Pro 1. I ringraziamenti a lei sono già stati fatti, noi li abbiamo fatti in telecronaca. Lei si sente di fare qualche dedica o qualche ringraziamento? Ma io vorrei dire a quei signori che nel mese di gennaio hanno attaccato tanto il sottoscritto quanto la mia famiglia e quanto la società, che si doveva vergognare, perché io lo guardo sempre col cuore e con la voglia e con lo spirito giusto per portare in alto il calcio di Treviso. Questa è gente che non dovrebbe neanche abitare a Treviso.